giornale radio del Piemonte. Femminicida tenta il suicidio. È Giovanni Salomone. La settimana scorsa aveva accoltellato la moglie in provincia di Alessandria. Lo salva un agente della polizia penitenziaria. Tragedia nel Cuneese. Morto un cacciatore assalito da un cinghiale ferito. L'animale gli ha causato una profonda lesione a una gamba. Giuseppe Allamano, santo sociale, il sacerdote astigiano fondatore dei missionari della Consolata, canonizzato da Papa Francesco, la cerimonia in piazza San Pietro. Calcio, la rimonta sprecata del Toro. A Cagliari i Granata recuperano un gol e vanno in vantaggio, ma alla fine perdono 3-2. Si allunga la striscia di sconfitte per mister Vanoni. Buongiorno dagli studi Rai di Torino, al microfono Lorenza Castagneri con Andrea Garzero in regia. Negli ultimi giorni in Piemonte è caduta tanta pioggia quante in Emilia-Romagna, ma distribuita su più giorni. Ecco come sarà il tempo di oggi. Una buona giornata e ben ritrovati da Andrea Vuolo di Rai Meteo. L'intensa perturbazione atlantica che ha causato una lunga fase di maltempo sul Piemonte, con accumuli pluviometrici fino ad oltre 200-300 mm sulle aree pedemontane alpine, va finalmente attenuandosi. La situazione meteo è dunque in miglioramento grazie anche a un graduale rinforzo di un campo di alta pressione che garantirà un inizio di settimana più stabile in prevalenza asciutto, tuttavia con frequenti nubi basse e qualche nebbia su pianure e colline, quest'oggi con limitate schiarite, mentre domani, specie nel pomeriggio, potranno risultare anche ampi fino a cielo irregolarmente nuvoloso. Le temperature si mantengono ancora di qualche grado oltre le medie, con minime tra 11 e 15 gradi e massime tra 17 e 20 gradi in pianura e zero termico oltre i 3500 metri. Mercoledì ancora parziali schiarite ma con nubi in graduale aumento stante l'avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica che tra giovedì e il weekend potrà riportare piogge via via più diffuse e localmente intense nel weekend. Previsioni ovviamente da confermare con maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. Bene, per il meteo è tutto, da Andrea Vuolo ancora un augurio di buona giornata. La tragedia nei boschi sopra Vicoforte, nel Cuneese. Un cacciatore di 74 anni è morto ieri mattina ferito da un cinghiale. L'animale era stato colpito durante una battuta di caccia. L'anno scorso l'uomo aveva partecipato alle ricerche e al ritrovamento di Sasha Chang, il giovane olandese in fuga dopo aver ucciso il padre e un amico di famiglia. Uno che non si tirava mai indietro, lo ricordano così i colleghi cacciatori Giuseppe Cappellino, il 74enne di Mondovì, morto durante una battuta di caccia nei boschi sopra Vicoforte. Non l'ha fatto neppure domenica mattina, quando un cinghiale in fuga, dopo essere stato colpito da un altro cacciatore, si è avventato contro i suoi cani. Ha provato a difenderli con un bastone, ma l'animale l'ha ferito alle gambe, recidendogli la safena. È spirato in pochi minuti, vani soccorsi. Cappellino, ex dipendente comunale, si era unito alla battuta di caccia nonostante un recente infortunio a una spalla, per questo non era armato. L'anno scorso, nella stessa zona, aveva partecipato coi carabinieri alle ricerche di Sasha Chang, il 21enne olandese accusato di aver ucciso a coltellate il padre, un amico di famiglia a Montaldo Mondovì. Un gruppo di 10 cacciatori che poi lo aveva trovato nei boschi vicino a una chiesetta dopo 48 ore. La madre del giovane, ora ricoverato in una REMS, recentemente li aveva voluti incontrare per ringraziarli. Francesca Nacini, TGR Piemonte. E per oggi è attesa la decisione del TAR del Piemonte su una nuova richiesta di sospensiva del calendario venatorio. L'hanno presentata le associazioni ambientaliste OIPA, Leale e Pro Natura. Già a inizio mese i giudici amministrativi avevano accolto una prima istanza cautelare. Dopo qualche incertezza, la caccia era però stata sospesa solo per 4 specie di volatili a rischio. Adesso, con il nuovo ricorso, potrebbe arrivare uno stop totale dell'attività venatoria, almeno fino alla pronuncia vera e propria del TAR in calendario per i primi giorni di novembre. Aggiornamenti nelle nostre prossime edizioni e sul sito tgr.rai.it/Piemonte. Salvato in extremis l'uomo che mercoledì aveva ucciso la moglie nella loro casa di Solero, in provincia di Alessandria, Giovanni Salomone ha tentato il suicidio in carcere. Poteva essere un ennesimo suicidio in carcere dopo il 6° femminicidio in Piemonte dal 2024. È accaduto venerdì, qualche ora dopo l'udienza di convalida d'arresto per l'uccisione della moglie Patrizia Russo a Solero con almeno 7 coltellate. Giovanni Salomone
tenta di togliersi la vita in serata nel penitenziario di Alessandria. Mentre il compagno di cella in doccia cerca di usare le lenzuola come cappio, quasi subito bloccato dal personale in turno pomeridiano della polizia penitenziaria, autoresponsabilizzatosi, così filtra dal sindacato OSAP, per sorvegliare un caso valutato estremamente a rischio. Lo stesso pubblico ministero di Alessandria si sarebbe complimentato per la professionalità. Perplessità invece da Elisabetta Angeleri, legale di Salamone. Io e il mio collega avremmo dovuto essere informati, invece ho appreso questa notizia dai media, non mi è stato neanche confermato il ricovero di Salamone in psichiatria dopo il gesto. Eppure il giudice nell'ordinanza, aggiunge la legale, aveva chiesto che Salamone fosse tenuto sotto controllo per il suo forte disagio, ma questa è la situazione delle nostre carceri. Situazione che da altro versante lo stesso OSAP torna a denunciare essere abbandonati a se stessi, dice il segretario generale del sindacato Beneducci, non impedisce a donne e uomini della penitenziaria di fare fino in fondo il proprio dovere. Martino Villosio, TGR Piemonte. E lo accennavamo, mentre il maltempo continua a flagellare parte dell'Italia, in Piemonte arrivano 87 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico. Li ha confermati la vice ministra all'ambiente e alla sicurezza energetica Vania Gava. I fondi finanzieranno 18 interventi, i più significativi a Saluggia nel Vercellese, ad Alessandria e ad Asti. Torino ha un nuovo santo sociale e Don Giuseppe Allamano, fondatore dei missionari della Consolata. Lo ha proclamato Papa Francesco ieri nella giornata missionaria mondiale. Per la Chiesa, tanti gli appuntamenti in arrivo. Allamano Santo segna l'inizio di un anno che si annuncia eccezionale per Torino. Il 24 dicembre comincerà il giubileo e la città parteciperà anche con l'ostensione della Sindone. Nel 2025 sarà di nuovo festa per un'altra canonizzazione molto attesa, quella di Pier Giorgio Frassati. Con Don Giuseppe Allamano, fondatore dei missionari della Consolata, si arricchisce il novero dei santi sociali di Torino. Insieme hanno segnato un'epoca che non ha uguali nella storia della Chiesa. Papa Francesco per canonizzarlo ha scelto il 20 ottobre giornata missionaria mondiale e lo ha associato ad altri 13 nuovi santi, gli 11 martiri di Damasco e 2 suore, Elena Guerra e Marie Leonie Paradis, entrambe fondatrici di ordini missionari. Questi nuovi santi hanno vissuto lo stile di Gesù, il servizio. Essi si sono fatti servi dei fratelli, creativi nel fare il bene, saldi nelle difficoltà, generosi fino alla fine. Missionario in patria, Don Giuseppe è stato anche rettore del Santuario della Consolata per 50 anni e pioniere della stampa cattolica. Le sue reliquie oggi si possono venerare nella casa madre in Corso Ferrucci a Torino. Giulia Delle Piane, TGR Piemonte. All'ospedale Molinette di Torino salvato una bimba di soli 7 mesi grazie al trapianto di una parte del fegato di un donatore e all'autotrapianto della vena giugulare destra per ricostruire la sua vena porta. La piccola era affetta da una malformazione scoperta alla nascita. Ormai le rimaneva davvero poco tempo quando è arrivato l'organo. Dopo 3 settimane è tornata a casa. Lunedì giornata di bilancio nello sport. Nella Serie A di calcio beffa per il Toro che perde in trasferta dopo aver rimontato gli avversari. A Cagliari finisce 3-2, terza sconfitta di fila in campionato per i Granata. L'allenatore Vanoli chiede più attenzione. Minuto 55, Carol Linetti si infila nella difesa del Cagliari e con un destro perfetto completa la rimonta da 1-0 a 1-2. Il Toro sorride spugnare la Unipol Domus e lasciarsi alle spalle qualche fantasma sembra più che alla portata. 20 minuti ed è blackout, calcio d'angolo, colpo di testa di Palomino, pareggio rosso-blu e il peggio deve ancora arrivare. Passano 4 minuti e ci si mette pure la sfortuna. Piccoli butta una palla senza troppe pretese nell'area piccola, Coco la tocca e sorprende Milinkovic e Savic. Autogol è il 3-2, risultato che non cambierà, complice il plastico volo di Scuffet su Adams a tempo scaduto. Finisce con una sconfitta, l'ennesima, un match che aveva visto nel primo tempo il rossoblù passare in vantaggio al 38esimo con Viola su punizione e 3 minuti dopo il pareggio di Tony Sanabria con dedica a Duvan Zapata nel primo di tanti match che gli uomini di Vanoli saranno chiamati a giocare senza il capitano. Volevo vedere come ci potevamo comportare senza un giocatore che secondo me è difficile da sostituire, che è Duvan, e devo dire che Tony e Adams hanno fatto veramente bene. Ma la vetta del campionato è ormai un ricordo lontano per il Toro, terza sconfitta di fila in campionato, tutte per 3-2 e c'è già chi parla di crisi. Gabriele Russo, TGR Piemonte.
I dilettanti ora, perché ieri era in programma uno dei derby più sentiti del Piemonte tra Casale e Alessandria. Tanta attesa sugli spalti per una partita che però ha regalato poche emozioni. Le squadre si sono accontentate infatti dello 0-0 e allora a vincere è stato proprio il pubblico. 11 anni senza derby, sì, siamo tutti tesi e vogliosi di vederlo sto derby, finalmente. Casale Alessandria è proprio il derby, peggio che Juventus Torino. Che non sia Serie A, ma soltanto il campionato di promozione poco importa. Casale è blindata per una sfida che le tifoserie aspettavano da 11 anni. Nella bacheca del Casale lo scudetto conquistato nel 1914, in quella dell'Alessandria una storia ultracentenaria e tanti campionati tra A e B. In mezzo 1000 vicissitudini che oggi hanno portato queste due nobili decadute a lottare sui campi dei dilettanti. Sia Alessandria che Casale ci tengono sempre tanto alla maglia, piuttosto che alla categoria. Il derby arrivato nella 7ª giornata di promozione con i grigi in piena lotta nella parte alta della classifica, i nerostellati più attardati ma anche con ambizioni diverse. Lo 0-0 finale, il risultato più giusto alla fine di una partita fatta più di cuore che di vere occasioni da gol. Un punto a testa e la vittoria ai 2000 spettatori del Palli. Tanti sfottò ma nessun incidente. Appuntamento al prossimo derby a fine febbraio al Moccagatta. Lorenzo Bertolucci, TGR Piemonte. Pallavolo femminile a 1, serata positiva per Chieri che si impone al tie break contro Firenze, Novara e Spugna Milano. E tutto tra poco in TV su Rai 3, nuova settimana di Buongiorno Regione, parleremo dei prodotti tipici dell'autunno. Seguiteci anche in streaming, noi torniamo alle 12:10 da Lorenza Castagneri al microfono e Andrea Garzero in regia. Grazie e buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Piemonte.